Hanno vinto le squadre, ma poi alla fine il tifo, il calore delle persone fanno vincere non solo la squadra di casa o vincente, ma soprattutto lo sport in generale. Quindi è stata anche una giornata di festa e noi siamo molto orgogliosi di poter ospitare questi avvenimenti così importanti per i ragazzi ma anche per le famiglie. Questo è lo spirito con il quale il Volley Rosà ha ospitato le finali regionali di Under 13 e questo è lo spirito con il quale si gareggia nella pallavolo giovanile. Poi c'è chi è più bravo, chi impara prima a stare in campo ed ha la fortuna di giocare in una squadra composta da elementi di buon livello. Quest'anno al maschile sono state Sisley Treviso ed Agora Venezia a mettere in piedi il miglior assetto e a guadagnare l'accesso alla finale regionale. Ha vinto ancora una volta la Sisley concedendo un solo set ai veneziani. Abbiamo interpretato bene la partita e abbiamo, secondo me, espresso una pallavolo mediocre nei primi set. Dopo alla distanza siamo venuti fuori e non lo so, sono abbastanza incredulo perché ogni anno confermarsi non è così semplice e questo è il terzo anno di fila e che arriviamo fino in fondo vuol dire che si è lavorato bene, non solo io ma tutta la società ha lavorato bene ed è un premio che voglio dedicare a tutti, dal magazziniere all'allenatore dell'Under 20, della Serie A, di tutti, quindi complimenti a tutti quanti. Molta la soddisfazione anche per i secondi classificati dell'Agora, giovane società che accede per la prima volta ad una finale regionale. I primi 2 set eravamo un po' disorientati, ma dopo abbiamo trovato la grinta e siamo riusciti a contrastarli. Siamo soddisfatti dell'obiettivo raggiunto perché è la prima volta che ci affacciamo alla finale regionale come categoria giovanile. Siamo una società neonata per il settore giovanile, io credo che sia un buon punto di partenza per il futuro. Dobbiamo rendere merito a questi allenatori perché arrivare in una finale regionale di Under 13 significa insegnare in pochi mesi a giocare a pallavolo a questi ragazzi. Ci si domanda sempre a inizio anno dove si arriverà e quando si prende un gruppo che all'inizio è in difficoltà a fare un bagger, un palleggio, si pensa sempre a fine anno ma dove arriviamo e invece è andata bene, bravi, abbiamo fatto una bella finale. È vero che a inizio anno comunque facevamo fatica a lavorare, c'erano abbastanza difficoltà perché gente nuova, non ci conoscevamo ancora bene, invece poi siamo riusciti a diventare una squadra vera e propria e quindi a vincere il regionale, siamo tutti contenti. Sicuramente adesso penseremo all'interregionale, che è ancora una coppa ancora più importante. E che dire, bravi a tutti quanti, è stato merito di tutti. In Under 13, a differenza delle altre finali giovanili, non viene votato il miglior giocatore in campo. Nella finale maschile però si è fatto vedere Lorenzo Sperotto, atleta fisicamente evoluto, molto positivo in attacco ma che vuole fare il palleggiatore. È sempre della nostra età, solo che è un po' più formato di noi e anche noi sappiamo giocare bene, però lui ha un po' di esperienza in più. Io sono palleggiatore e dopo in prima linea, quando sono in prima linea schiaccio, mi piacerebbe fare il palleggiatore, però mi va bene lo stesso.